Io ho preparato un primo piatto dei paccheri con una salsa di mirtilli, del cacio, del guanciale croccante e dell'oro di Socchieve, che nient'altro è che del mais passato in padella con una base, una salsa di rapa rossa, e se volete vi monto il piatto insieme a voi. Sì, ci può far vedere. Allora andiamo a mettere la rapa rossa, andiamo a mettere i nostri paccheri. Guanciale di Sauris, e l'oro di Socchieve. Questo per augurare a tutti un buon anno. Eccoci qua. Questo è il nostro primo piatto dedicato a questo 31/12. Beh, che dire, invitante e invitante. Secondo lei quali saranno i piatti poi che andranno per la maggiore? Sicuramente saranno le trippe, saranno i soliti della tradizione, la bravata del musetto. Questi qua sono i piatti che vanno per la maggiore, come sempre. La pasta ai fagioli, tutta una tradizione, qualcosa di alternativo, che però dobbiamo rispettare la tradizione, sing in Friul, e quindi questo è il quanto. I tempi di cottura: la salsa è una semplice salsa fatta con, come ho detto, con il pecorino portato a 60 gradi, spadellati i mirtilli, aggiunti alla salsa, fatto sciogliere per qualche minuto, dopodiché cottura della pasta 15 minuti, bella al dente. La salsina sotto è una salsa di barbabietola con del latte di soia, olio di semi e del limone, il guanciale semplicemente spadellato in padella e questa polvere di mais passata in padella con dell'olio al mandarino.